Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Ancora un'aggressione a Catania nei confronti di un autista degli autobus, è il terzo episodio di violenza simile in un mese. Questa volta la vittima è stata presa a pugni e minacciata con un coltello da un extracomunitario. Catania ha smantellato una fiorente piazza di spaccio situata lungo viale Grimaldi nel quartiere Librino, conosciuta come Fossa dei Leoni. 26 le persone arrestate. Caro voli, aumenti intollerabili, Schifani duro con le compagnie aeree nel giorno della nuova indagine dell'antitrust sulle tariffe DAE per la Sicilia. Il governatore a Catania parla anche della finanziaria e dell'assestamento di bilancio. Sanità, liste d'attesa interminabili agli ospedali, i siciliani rinunciano a curarsi. Si arriva anche ad aspettare un anno per una visita specialistica. È accaduto a Palermo. Agrigento, indagati per la morte di un pensionato all'ospedale San Giovanni di Dio, sono in 7 fra medici e infermieri, inchiesta per omicidio colposo. A Catania la scuola media Nazario Sauro Giovanni XXIII è stata chiusa per rischio crolli, protestano i genitori degli alunni. Calcio, 2 allenamenti al giorno per il Catania di Lucarelli, domani la conferenza stampa del tecnico e la rifinitura, sabato al Massimino arriverà la Turris. Ben ritrovati a Catania, dunque terzo episodio di violenza in un mese ai danni di autisti della MTS. Questa volta è successo in viale Cristoforo Colombo. La vittima è stata presa a pugni e minacciata con un coltello. Sentiamo Angelo Gagliano. Nuova aggressione a Catania ad un autista della MTS, il terzo episodio di violenza in poco meno di un mese nel capoluogo e teneva ai danni di un conducente di mezzi pubblici. L'assalitore, un extracomunitario, è entrato in azione in via Cristoforo Colombo. Qui, dopo un battibecco con l'autista, che non ha accettato la sua richiesta di scendere dal mezzo dove non era prevista una fermata, l'uomo ha trascinato il conducente fuori del mezzo e poi lo ha colpito con dei pugni, prima al volto e poi al petto. Successivamente, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressore ha estratto un coltello, minacciando il conducente dell'autobus della linea 538 che è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso e dove ha denunciato l'aggressione subita. Al vaglio adesso degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza a bordo dell'autobus. Quella di oggi, come detto, è la terza aggressione contro autisti della MTS. Lo scorso 19 ottobre un uomo a bordo di uno scooter aveva inseguito e minacciato il conducente di un mezzo pubblico fino alla capolinea, sparando dei colpi di pistola in aria solo perché gli era stato fatto notare che era in controsenso. Il 3 novembre invece un altro autista era stato schiaffeggiato dopo un diverbio sempre con un motociclista. L'azienda trasporti condanna questo ennesimo episodio di violenza e annuncia che si costituirà parte civile contro l'aggressore. In una nota la Will Trasporti chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni e si rivolge al prefetto chiedendo di portare la questione al prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Blitz alla Fossa dei Leoni di Librino, una delle roccaforti di spaccio di Catania. Sono 26 gli arrestati. Gli accorgimenti messi in campo dai pusher non sono bastati a fermare l'irruzione dei carabinieri. Lorena Dolci. Avevano pensato a tutto per tenere lontano le forze dell'ordine, senza sapere che giorno dopo giorno le telecamere nascoste inquadravano le cessioni di droga. Ecco le dosi che passano di mano in mano, un flusso continuo per rispondere alle richieste del mercato. Siamo nella Fossa dei Leoni, la piazza di spaccio in viale Grimaldi 10 a Librino, nelle mani del clan Cappello. Qui stamattina il blitz dei carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Catania, con 100 militari, che ha portato a 26 arresti e al sequestro di circa 67 kg di droga, più armi e cartucce, pizzini e soldi. La piazza, agli ordini di Angelo Condorelli, operava su 2 turni, uno dalle 9 alle 18, l'altro dalle 18 alle 22, per rifornire sempre gli acquirenti di droga, chiamata con nomi in codice: crackers per il crack, camicia per la cocaina e giubbotto per la marijuana. Le dosi erano nascoste in casa o tra le aiuole o ancora tra i rifiuti e le macerie. Una vera e propria roccaforte dello spaccio. I pusher aspettano i clienti nell'androne di una delle 2 palazzine, protetta da un portone in ferro battuto apribile solo dall'interno. Fuori le vedette controllano gli ingressi della piazza, altre fanno da filtro agli acquirenti appena arrivati. Superato questo controllo, la vedetta segnala allo spacciatore di aprire il portone. In caso di irruzione delle forze dell'ordine, gli spacciatori si nascondono nel palazzo o nella terrazza. Tutti accorgimenti che questa volta non sono bastati.
Si aggrava la posizione dell'autista di Matteo Messina Denaro. Arrivano nuove accuse per lui e gli accertamenti dei carabinieri del ROS hanno permesso di scoprire che Giovanni Luppino, prima delle manette, avrebbe chiesto denaro ad alcuni imprenditori dicendo che era un emissario del padrino di Castelvetrano e che i soldi erano appunto destinati al boss. Luppino, da una prima accusa di favoreggiamento aggravato, è ora imputato per associazione mafiosa. Parliamo adesso del caro voli. L'antitrust avvia un'indagine sull'uso degli algoritmi per determinare le tariffe da e per la Sicilia. Il governatore siciliano Schifani oggi a Catania ha parlato dell'eterna questione aperta con le low cost. Poi ha annunciato anche che ITA farà sconti ai siciliani, ma l'occasione è stata buona per fare anche il punto sulla finanziaria. Maglio Viola. Caro voli, finanziaria regionale, sostegno alle famiglie siciliane e la promessa di tentare ogni strada per impedire la chiusura della cardiochirurgia di Taormina. Il presidente della regione Renato Schifani a Catania affronta tutti i temi attuali dell'amministrazione regionale senza sottrarsi alle domande. Sull'assestamento di bilancio appena approvato e sulla finanziaria in arrivo annuncia. È una finanziaria che ha un messaggio, quello di fare in modo di attrarre, per esempio far tornare i nostri giovani, incentivando le imprese ad assumerli con un premio di 15.000 euro l'anno per 3 anni, quindi ha un senso. Il governatore risponde anche alle polemiche sulle cosiddette mancette, ovvero il tesoretto da 18 milioni di euro messo a disposizione dei deputati per piccoli interventi nel territorio. La logica è che i parlamentari possano avere la possibilità di utilizzare fondi pubblici per fini pubblici c'è stata sempre. Non vedo francamente un grande scandalo, perché capisco la parcellizzazione eccessiva di questi interventi, magari poteva essere ricomposta, però sono interventi finalizzati a migliorare quantomeno la qualità della vita dei siciliani. Buone notizie invece sul caro voli. Per il presidente della regione l'apertura di un'indagine da parte dell'antitrust sugli algoritmi usati dalle compagnie che portano a far lievitare i prezzi è un segnale positivo. E poi annuncia c'è anche un'altra buona novità: ITA aderirà agli sconti proposti dalla regione. Questa è una bella notizia. Noi come regione abbiamo fatto la nostra parte, attendiamo l'adesione delle compagnie, già ne sta per arrivare quella di Euroitalia, la quale mi ha annunziato che addirittura nel periodo natalizio aumenterà il numero dei voli, le tratte Palermo, Catania e Comiso per Roma e Milano. E intanto in tema di sanità, proprio in queste ore la Regione ha raggiunto l'accordo con i privati convenzionati per potenziare le prestazioni e ridurre le liste d'attesa. Infine la cardiochirurgia di Taormina, nessuna certezza perché la legge dice chiaramente che in un territorio fra i 4 e i 6 milioni di abitanti come la Sicilia può essercene soltanto una, ma la discussione è aperta. E parliamo proprio di sanità. Abbiamo sentito nel servizio di Maglio Viola, le liste d'attesa sono interminabili e sempre più siciliani rinunciano a curarsi negli ospedali della nostra isola. Lo svela un'indagine di Federconsumatori. Marco Gulla. Sempre più persone in Sicilia rinunciano a curarsi per le interminabili liste d'attesa che ci sono negli ospedali dell'isola. È la fotografia che arriva da un'indagine nazionale di Federconsumatori e che riguarda anche la nostra isola. Un problema che attanaglia tantissimi siciliani e che rappresenta un allarme concreto. Sta aumentando il numero di persone che più non si curano e tra l'altro se una volta era soltanto per motivi economici, adesso gran parte delle persone non usufruiscono di prestazioni sanitarie, soprattutto a causa dei tempi di attesa delle liste. Anche un anno di attesa per una visita ospedaliera come quella che dovrebbe sostenere questo cittadino palermitano. Praticamente dovevo fare urgentemente una visita cardiologica con elettrocardiogramma, io che ho 4 bypass, da aprile mi hanno prenotato a dicembre la prima visita. L'altra visita, devo passare urgentemente anche una visita oculistica perché non ci vedo bene, addirittura mi hanno rinviato a febbraio del prossimo anno. Tempi insostenibili per chi invece dovrebbe avere priorità. I dati ci dicono che la gran parte delle persone che poi non si attivano anche per le liste di attesa lunghe, e sono in Italia ben 1,7 milioni, sono le persone più fragili, quelle che hanno più patologie. Ma c'è anche chi rinuncia a curarsi in Sicilia per il costo dei farmaci. Prendo un integratore che serve per il cuore, una scatola costa a pagamento 28 euro.
Mia moglie che soffre di osteoporosi e cammina con il bastone deve prendere 2 farmaci che sono degli integratori per le ossa. Uno costa 14 e uno 24 euro. Chi è che si deve curare? Io o mia moglie? Io non mi curo più, preferisco curare mia moglie. Ad Agrigento 7 persone tra medici e infermieri sono indagate per la morte di un pensionato all'ospedale San Giovanni di Dio. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Eva Spampinato. Per i familiari si tratterebbe di un caso di mala sanità e la procura di Agrigento apre un'inchiesta sulla morte di un uomo di 73 anni avvenuta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un intervento chirurgico effettuato per dei problemi renali. 7 persone, fra medici e infermieri dell'ospedale di Dio, sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del pensionato. Dopo l'esposto presentato dai familiari ai carabinieri e l'avvio dell'inchiesta per omicidio colposo, l'iscrizione degli indagati da parte della procura è stato un atto dovuto anche per consentire ai medici di difendersi fin dalla fase delle indagini preliminari, partecipando agli accertamenti tecnici e all'esame autoptico. Il 73enne pare soffrisse di una patologia renale. Dopo il ricovero i medici hanno deciso per un intervento chirurgico, poi il trasferimento in rianimazione e il decesso, forse in seguito ad una emorragia. Il magistrato ha nominato 2 periti, il medico legale Antonio Guaiana e il medico specialista in chirurgia generale Giuseppe Diana, che hanno già eseguito l'autopsia. La loro relazione, salvo proroghe, sarà consegnata entro 90 giorni. Una scuola media di Catania, la Nazario Sauro Giovanni XXIII, è stata chiusa per rischio crollo. Oggi è andata in scena la protesta dei genitori degli alunni. Da lunedì il plesso è stato dichiarato inagibile e sono scattati i doppi turni. Lorena Dolci. Mio figlio a casa è depresso perché è 5 ore che è senza far nulla. Sono 600 gli studenti di scuola media che sono rimasti a casa. Il loro plesso Giovanni XXIII da lunedì è stato dichiarato inagibile per la presenza di evidenti crepe nel solaio. Sono scattati i doppi turni. 24 classi di via Tasso sono state trasferite nel plesso delle elementari per seguire le lezioni di pomeriggio. Non si può innanzitutto rischiare la vita dei nostri figli, quindi il problema della sicurezza è il problema fondamentale che dobbiamo andare a risolvere e secondariamente non si può stravolgere la vita sociale extrascolastica dei nostri figli e delle famiglie. La mattina lasciare un bambino di 11 anni solo a scuola, un bambino di 11 anni, e non è possibile perché un minore solo non si può lasciare. L'ira dei genitori che oggi hanno inscenato una protesta è rivolta anche verso la preside che non avrebbe segnalato per tempo le anomalie. Non penso che in 2 mesi una scuola nuova diventa inagibile, siamo stati presi tutti in giro. Dopo il controllo dei vigili del fuoco che hanno deciso la chiusura, la dirigente ritiene di non aver avuto altra scelta. Abbiamo notato le crepe a metà ottobre, quando io ho scritto al comune. A settembre era tutto a posto. Ma a questo punto i genitori sono molto preoccupati per la tenuta generale anche degli altri plessi e vorrebbero una nuova sede. Perché la struttura cade a pezzi da tutti gli anni, da tutte le parti, anche questo plesso dove siamo adesso. Guardate tutti i cornicioni, sta cadendo a pezzi. E ci devono dare una scuola conforme a quello che dice la legge. Non ci interessa niente. A Messina adesso, dove mancherà l'acqua per almeno 24 ore. Domani verrà chiusa la condotta da Fiumefreddo per lavori ed i messinesi rassegnati si stanno organizzando per superare i disagi che li accompagneranno fin probabilmente al weekend. Francesco Triolo. L'acqua mancherà per 24 ore, Messina altre 12-24 ore serviranno per riattivare la conduttura e riportarla nelle case dei messinesi. 2 giorni di disagi che si ripeteranno ogni mese sino ad aprile per la sostituzione della tubazione che va da Fiumefreddo al capoluogo. Gli effetti saranno quelli di acqua razionata, un flusso che si interromperà domani mattina. Speriamo che i serbatoi siano abbastanza capienti e che Dio ce la mandi buona, altrimenti appena finisce chiudiamo. Non c'è alternativa. Sì, ci stiamo organizzando con l'acqua, abbiamo riempito i serbatoi, i bidoni, con la speranza che ci basti. L'obiettivo è quello di portare nel 2026 l'acqua con un flusso diretto quotidiano, evitando crisi idriche come quella del 2015, ma intanto c'è da affrontare 1 a 2 giorni di grandi complicazioni per i residenti, ma anche per i commercianti. Ci stiamo provando a organizzare, anche perché a Messina ormai sta diventando un problema serio. L'acqua, però con un po' di organizzazione, se restiamo pochi giorni senza acqua, insomma
riusciamo a organizzarci. Insomma, con i serbatoi ci portiamo avanti, così, sperando bene che venga presto. Poi c'è il nodo delle scuole. Il tavolo in prefettura ha affrontato anche questo aspetto. Resteranno tutte aperte. Si confida che i serbatoi possano essere sufficienti per la giornata di venerdì. Io ho ricevuto un'email dalla scuola e praticamente la scuola è aperta, ma non possono garantire fondamentalmente che ci sia l'acqua perché non abbiamo i serbatoi. A Catania è stato allestito il villaggio della Protezione Civile. Testimonial d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito, un esercito di volontari è pronto a dare sostegno in caso di emergenze. Tonino De Mana. Professionisti, forze dell'ordine ed un esercito di volontari pronti all'azione perché in Sicilia i rischi, dagli incendi ai terremoti passando per le alluvioni, sono sempre dietro l'angolo. Ogni emergenza necessita di risposte immediate, come sottolinea il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, che ha inaugurato la tappa catanese della campagna informativa. Ed è anche una iniziativa rivolta a diffondere le buone pratiche di autoprotezione, di comportamento in caso di calamità. Molti incidenti avvengono durante le emergenze per una sottovalutazione del rischio, per comportamenti imprudenti e qui abbiamo diverse occasioni, diversi momenti in cui si fa il punto sulle norme di corretto comportamento da adottare appunto in casi di emergenza. Testimonial d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito, che sottolinea l'importanza della prevenzione. Serve anche la conoscenza di sapere come comportarsi qualora questi casi, insomma queste tragedie dovessero avvenire, quindi io non mi sono mai trovata per fortuna in delle situazioni di rischio, ma adesso saprei grazie alla Protezione Civile Sicilia come intervenire. Un villaggio, quello allestito nel piazzale Chinnici alle Ciminiere di Catania, ricco di eventi, simulazioni e di aree dimostrative pratiche come il salvataggio in mare o le buone pratiche di soccorso. Disostruzioni via aerei nel neonato, 5 pacche verso l'esterno, dopodiché si gira il neonato e si fanno 5 compressioni. In questo modo il neonato espelle la parte che è all'interno e lo aiutiamo a respirare nuovamente. Il villaggio della Protezione Civile sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 18 fino a sabato e chiude gli appuntamenti già riusciti effettuati a Palermo e Messina. Cominciano i lavori per realizzare il nuovo museo dell'Etna a Catania. La sede sarà l'ex ospedale Vittorio Emanuele in via Plebiscito, un'area di 3 piani che ospiterà laboratori, un auditorium e un ristorante. Eva Spampinato. La scritta Pronto Soccorso presto lascerà spazio ad un'altra insegna, quella del Museo dell'Etna, e anche se ancora qui all'interno dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania tutto parla di abbandono e degrado, il presidio è chiuso dal 2019, nel giro di 2 anni e mezzo una nuova luce e soprattutto una nuova energia potrà dare vita non solo all'edificio costruito nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche a tutto il quartiere di San Cristoforo. Questa struttura diventa un'occasione di rigenerazione urbana perché è il modo attraverso cui far rinascere un po' le speranze su San Cristoforo, su via Plebiscito, in una zona che è stata troppo tempo emarginata e causa di emarginazione. Il progetto è veramente avveniristico, la realizzazione del Museo dell'Etna nella facciata centrale, il dell'Accademia di Belle Arti, la cessione dell'Università di un'altra ala, nonché nelle varie palazzine su cui prima si articolava l'intero ospedale, la realizzazione di campus universitari costituiscono la premessa per un progetto di riqualificazione dell'intera area. Il museo sarà un catalizzatore sociale e culturale per tutto il territorio. Che parlerà a 360 gradi del territorio etneo, a partire da quello che è l'elemento che più lo connota, proprio l'Etna. Sarà un luogo dove si potrà accedere senza biglietto, solo anche per prendere un caffè, quindi l'alternativa culturale quasi ai centri commerciali. Per l'avvio dei lavori sono intervenuti il presidente della regione Renato Schifani e i massimi rappresentanti dell'amministrazione catanese. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, fra poco il calcio con il Catania di Lucarelli. Di nuovo bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata al calcio con Lucarelli che studia il Catania. Voglio giocatori che combattono, ha detto nella conferenza stampa di presentazione. Sabato al Massimino arriva la Turris, altra squadra in crisi. Il Catania però vuole invertire la rotta. Francesco Triolo. Quando indossi la maglia del Catania
tutto deve essere primario, quindi sia il campionato che la Coppa, e noi dobbiamo cercare di invertire un trend, perché questa squadra ha tutte le potenzialità per farlo. 48 ore ancora per dare un'impronta, per far comprendere quello che Lucarelli conosce bene, il senso di appartenenza e la voglia di lottare per una maglia. Non importa se campionato Coppa Italia, il tecnico livornese vuole un atteggiamento gagliardo a sua immagine ogni minuto di ogni singola gara. Il capitano è tornato e lo ha fatto in campo durante gli allenamenti, ma anche con il suo carattere da trascinatore. Adesso però dovranno essere i risultati a dargli una mano, e la partita contro la Turris sabato alle 14 rappresenta un momento di particolare importanza per la ripartenza. Un impegno però da non sottovalutare. Sicuramente è una squadra che ha avuto un inizio di campionato veramente importante, anche è stata in testa alla classifica per le prime giornate. È una squadra che in questo momento magari anche loro non stanno attraversando un bellissimo periodo, soprattutto dal punto di vista dei risultati, e quindi però voglio già cominciare a vedere qualcosa di quello che stiamo preparando questa settimana. Lucarelli e il suo staff stanno valutando reparto per reparto tutti i giocatori, una particolare attenzione per il centrocampo, dove ci sono i dubbi maggiori tra Ladinetti, Quaini e Rizzo, tutta gente di grande qualità, ma chi per motivi tattici, chi fisici ancora ha inciso poco nel gioco del Catania. Lucarelli è stato chiaro: conosco tutti, ha detto in conferenza stampa di presentazione. Per la gara con la Turris bisogna solo capire se dare uno stacco deciso subito o se attendere un altro po'. Gli ultimi allenamenti prima della partenza, in questo senso, diranno tanto. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata.